Non ce la faceva più. Così Franco Dri, pensionato di 73 anni, ha ucciso ieri sera con un colpo di beretta 7,65 il figlio Federico di 47. Uno sparo solo, al petto. Tutto è accaduto verso le 18:30 nella camera da letto al piano di sopra della casa di famiglia in via della Repubblica a Fiume Veneto. Una lite, una delle solite continue discussioni tra un figlio difficile con una vita da tossicodipendente e questa volta la madre. I rimproveri della donna da una parte, le giustificazioni e le urla dall'altra, troppo evidentemente per l'anziano padre che ha atteso che si calmassero le acque e ha impugnato la pistola che teneva in casa salendo le scale. Ha raggiunto il figlio e ha sparato. Federico è corso giù, ma una volta arrivato in cortile si è accasciato tra le braccia della madre Anna, che ha chiamato i soccorsi e i carabinieri. Il 47enne è stato trasportato in ospedale a Pordenone, ma inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita. È morto poco prima delle 2 del mattino. Nel frattempo i carabinieri hanno accompagnato in caserma i 2 genitori. Franco Dri, che ha atteso accanto alla moglie l'arrivo delle forze dell'ordine, è stato prima accusato di tentato omicidio in flagranza e quindi oggi di omicidio. Si trova attualmente agli arresti domiciliari, vista l'età, e in queste ore è stato interrogato dai carabinieri. Questa mattina, nella casa di Via della Repubblica, è arrivato anche il parroco, don Davide Gambato, che ha chiesto silenzio. Ci sentiamo di stare accanto tutti a questi genitori, senza giudizio, e cercando una piccola sconfitta anche per ciascuno di noi, perché dovremo avere sempre la capacità di sostenere e di aiutare questi familiari. Credo tuttavia che la risposta più giusta sia il silenzio e il rispetto di queste situazioni. Federico Dri era tornato da un anno a vivere con i genitori, era disoccupato e faceva qualche lavoretto saltuario. Anna e Franco erano molto conosciuti in paese come grandi lavoratori.